cogliamo con grande interesse questa sensibilità che l'ambasciatore brasiliano a Roma, ma l'intero Stato del Brasile sta ponendo sui 150 anni dall'emigrazione italiana in Brasile. Ricordo che quella veneta partì specialmente dopo il 1867 con purtroppo anche organizzazioni e viaggi molto corposi. Milioni di veneti andarono in quegli anni veramente a costruire il Brasile, andarono in luoghi dove non c'era veramente nulla e da lì hanno costruito grandi città, grandi territori, aziende che ancora adesso sono fra le più importanti del Brasile e veramente il Talian, quello che viene utilizzato specialmente nel Rio Grande do Sul, a Santa Caterina, è la seconda lingua dopo il portoghese che viene normalmente parlata in quei territori. Quindi un ringraziamento all'ambasciatore brasiliano a Roma per questa sensibilità che sta dimostrando appunto sui 150 anni dell'inizio dell'immigrazione italiana in Brasile. Se andiamo a guardare proprio il PIL di quelle realtà, e parlo appunto Santa Caterina, Rio Grande, San Paolo, specialmente nella zona interna, vediamo numeri e situazioni molto simili a quello che è il Veneto di questi giorni, quindi cultura del lavoro, sensibilità non comune e anche un grande senso della famiglia che, ripeto, riprende molto di quello che noi siamo ancora adesso. E oggi si può dire che ho due cuori proprio, perché c'è il Veneto e il Brasile insieme. Qui presenti ci sono le confraternite che rappresentano la enogastronomia del Veneto, che saranno presenti alla cena del 21 di febbraio di commemorazione proprio dell'emigrazione italiana in Brasile. Sono confraternite gastronomiche ed enologiche che porteremo non solo a livello di tradizione, ma il vino che verrà servito il 21 all'ambasciata del Brasile a Roma sarà di tutte le parti del Veneto rappresentate proprio da queste confraternite e i produttori. I veneti hanno portato anche l'arte di fare il vino, ad esempio la cosa interessante è che questo aperitivo che ci terrà in ambasciata arriveremo con il prosecco che comunque nel Veneto è il re, però porteremo il durello ma anche il chiaretto del lago di Garda, dunque toccheremo tutto il Veneto per poi partire con il soave che insomma nel primo piatto ci sta, proseguendo poi con il Valpolicella, chiudendo con il Recioto. Dunque l'obiettivo è stato proprio quello di portare queste eccellenze. Oggi in Brasile siamo molto bravi, ma abbiamo ancora molto da imparare proprio dai veneti stessi, numeri uno al mondo nella produzione del vino buono. Noi diciamo che abbiamo riunito le confraternite com'è nel loro spirito, perché noi viaggiamo assieme, siamo assieme e ognuno presenta il suo prodotto. E naturalmente portiamo i vini del territorio veneto, dal momento che i veneti sono stati tra i primi a presentarsi in Brasile, perciò questo ci onora molto fra l'altro, e di conseguenza portiamo quello che è il nostro soave, il durello, portiamo il Valpolicella, naturalmente il Cartize, perché non può mancare il Cartize, il Recioto e quindi portiamo anche i nostri piatti che possono essere tutti i nostri piatti tradizionali in questo periodo, dal broccoletto di Custosa che può essere il radicchio rosso, i nostri radicchi rossi perché ne abbiamo 4 effettivamente, perciò ne porteremo anche quelli e via tutti i nostri piatti storici che noi abbiamo, che i brasiliani amano moltissimo fra l'altro.